Previsti per oggi nel carcere di Contrada Petrusa, dove sono stati rinchiusi, gli interrogatori di garanzia di Antonio Massimino, 48 anni, commerciante, ritenuto dagli investigatori il nuovo boss di Agrigento, e Liborio Militello, 49 anni, muratore, entrambi di Agrigento, finiti in carcere 2 giorni fa, dopo l'arresto eseguito dalla DIA di Agrigento per un tentativo di estorsione con metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile. Alla presenza del GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, Massimino ha nominato come proprio difensore l'avvocato Salvatore Pernica, già suo legale per altri casi in pendenza. Militello invece sarà difeso dagli avvocati Carmelita Danila e Nicolò Grillo. Il GIP incaricato per rogatoria è Francesco Provenzano e dopo l'interrogatorio dovrà decidere se ci sono i presupposti per convalidare il fermo, in seguito quale misura applicare. I due vennero arrestati 2 notti fa dal personale della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, guidati da Roberto Cilona. L'arresto di Massimino è venuto all'interno di una sua villa, immersa in piena campagna agrigentina, dove già aveva da tempo stabilito la sua residenza, una villetta dove c'era anche la piscina e tanto di sistema di videosorveglianza e una rigida protezione esterna, senza però opporre alcuna resistenza. Gli inquirenti, nel corso della perquisizione, hanno anche ritrovato della cocaina, un'ingente somma di denaro e tanti appunti di grande rilevanza investigativa. Massimino, secondo gli inquirenti, stava tentando di scappare, lasciare Agrigento e andare all'estero, probabilmente in Germania, insieme alla sua famiglia, e stava tentando anche di vendere tutto ciò che era nella sua disponibilità attraverso una ditta con sede legale ad Agrigento in Viale Monserrato, esercente l'attività di commercio al minuto al posto fisso di bevande. Devo prendere i soldi, devo andarmene di corsa, devo andare da una parte, si sentirebbe nel corso di una conversazione registrata mentre Massimino era al telefono. I 2 uomini sono accusati di 3 tentativi di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore edile agrigentino impegnato nella realizzazione di una palazzina in città. In particolare gli episodi estorsivi che si sono concretizzati in richieste di denaro e in assunzioni di personale sono avvenuti presso il cantiere edile e gli uffici di imprese interessate attraverso un metodo mafioso. Antonino Massimino, 48 anni, commerciante, viene soprattutto ritenuto dagli investigatori il nuovo boss della mafia di Agrigento. Lo stesso aveva ricevuto una soffiata lo scorso 4 novembre. Da quel momento è cominciata la sua forsennata corsa verso la fuga all'estero perché temeva di essere catturato. Dunque gli investigatori hanno dovuto accelerare ogni attività e renderla praticamente nota all'esterno pur di non fare fuggire all'estero Massimino, il quale nel corso di una telefonata alla moglie intercettata lo scorso 4 novembre le chiede, anzi le ordina, di preparare armi e bagagli e tenersi pronto per un'immediata partenza verso la Germania. Una seconda intercettazione, sempre del 4 novembre, svela il piano di Massimino di vendere una grossa partita di bevande, praticamente tutta la sua riserva della ditta, a un commerciante agrigentino del settore a fine di far subito soldi e tagliare la corda. Quindi una terza telefonata, sempre il 4 novembre, svela il piano di Massimino di procurarsi la documentazione idonea per varcare la frontiera, incaricando contemporaneamente la moglie di premurarsi di sapere le norme vigenti in tema di estradizione negli stati di Germania e Belgio. Ecco svelate le ragioni del fermo di Massimino e Militello, che lascia presagire una ben più corposa operazione di polizia, peraltro soffiata al pluripregiudicato agrigentino, che certamente ha originato parallela ed altra inchiesta per scoprire l'identità della talpa.